Si è discusso molto nell'ultimo mese della proposta di legge sulla modifica dei confini del Parco della Lessinia. Tanto animate sono state le reazioni e le manifestazioni nelle scorse settimane, quanto ordinato e costruttivo è stato il dibattito pubblico che si è tenuto ieri sera al centro Tommasoli a Verona. Presenti 3 consiglieri regionali, il firmatario della proposta di legge Stefano Valdegamberi, Anna Maria Bigon e Manuel Brusco. A moderare l'incontro Davide Zurlo, coordinatore di Volt per il Veneto. Durante la serata spazio alle ragioni dei consiglieri, oltre alle domande e alle osservazioni del pubblico. Tutto con tempo cronometrato e diritto di replica. Il rapporto tra l'uomo e l'ambiente ci deve essere un equilibrio, non è possibile una visione estremista ideologica dell'ambiente che vede l'uomo come nemico e non come artefice, protagonista all'interno di un contesto di equilibrio con l'ambiente stesso. È una visione che porta alla distruzione dell'ambiente, l'ho ripetuto più volte. Il nostro intento era quello di rendere il parco più vivibile per coloro che sono i primi operatori ecologici, cioè gli allevatori, gli agricoltori. Se pensiamo che senza di loro il parco non ci sarebbe, ecco, le malghe, tutta la manutenzione dei prati, lo sfalcio, e quindi non possiamo creare un parco in contrapposizione. Non capisco perché le stesse norme che io volevo mutuare nel Veneto dal Trentino, nel Trentino vanno bene, nel Veneto no. Per la prima volta abbiamo assistito veramente a un movimento popolare molto importante che si sono opposti a questa richiesta da parte della regione di ridurre il parco e quindi hanno fatto valere invece la loro idea di tenere l'ambiente come era prima, anzi probabilmente lo vogliono aumentare. Noi abbiamo solo il 5% del parco Veneto rispetto a una media nazionale del 10% come territorio, per cui dovremmo sicuramente aumentarlo. I cittadini ci chiedono questo. La gente si è spostata da tante parti del Veneto, non solo per venire a salvare un'area che è stata messa sotto attacco da parte di una legge che purtroppo dal nostro punto di vista, comunque non sarebbe stata risolutiva dei problemi. La Lessinia ha dei problemi, non bisogna negarlo, la Lessinia ha dei problemi molto grossi, lo vediamo con lo spopolamento continuo, con l'abbandono delle malghe e delle proprietà. Bisogna intervenire però con delle azioni concrete e innovative in modo da salvaguardare l'attività economica e soprattutto giovanile, perché secondo me dovranno essere i giovani a risollevare la Lessinia. L'interesse attorno al tema è testimoniato dalle migliaia di persone che hanno partecipato domenica 26 gennaio alla camminata contro la proposta di legge. Ieri sera erano un centinaio i presenti all'incontro organizzato dalla neonata sezione veronese di Volt, il partito europeista transnazionale che si è presentato con questa proposta alla città scaligera. L'obiettivo di Volt è fare una politica diversa, vicina ai cittadini, non ideologica, basata su una discussione razionale e sull'individuazione di soluzioni concrete al di là delle bandiere. Per questo abbiamo deciso di organizzare questo evento come primo evento pubblico di Volt Verona sul tema della Lessinia, invitando esponenti di diversi partiti per parlare in modo razionale ma profondo e senza maschere, senza muri, di questo tema, mettendo da un lato le ragioni dello sviluppo e dall'altro le ragioni dell'ambiente.